e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Turisti tedeschi intossicati dal camino, uno è morto, grave la sorella. La famiglia stava trascorrendo le vacanze in una villa di Cefalù. Siamo tornati sui luoghi dello stupro avvenuto in centro a Catania qualche giorno fa, sotto gli archi della Marina, vittima una donna dominicana. Maxi sequestro di bombe Sinner a Catania, arrestati 2 catanesi che conservavano 750 botti dal colore arancione, pronti per la fine dell'anno. Federica Panicucci e Fabio Rovazzi presentano il Capodanno in piazza a Catania con la diretta Mediaset. In programma duetti e musica per tutte le età. Imbarazzi e accoglienza tiepida per l'apertura dell'anno giubilare a Piazza Armerina, la cerimonia in cattedrale tenuta dal vescovo indagato per falsa testimonianza. Presentato il logo ufficiale di Agrigento, capitale della cultura, il cambio a pochi giorni dall'inizio dell'evento. Calcio, l'agguato dopo la sconfitta, i tifosi assaltano il pullman del Palermo di ritorno dal Tombolato. In Serie C anche il nuovo dirigente Pastore, oggi agli allenamenti del Catania che si prepara alla partita di Benevento. Una famiglia di turisti tedeschi è rimasta intossicata dal monossido di carbonio emesso da un camino. Gravissimo il bilancio, un morto e 3 feriti. Stavano trascorrendo le feste in una villa di Cefalù. Marco Gullà. Un soggiorno di festa e di relax che si è trasformato in tragedia. 4 turisti tedeschi sono stati trovati intossicati da monossido di carbonio in questa villa a Cefalù. Uno di loro è deceduto e aveva 36 anni, si chiamava Jonathan Fehrenband. Avevano trascorso la giornata proprio nella località palermitana, poi dopo cena il relax in casa, il camino acceso. Le esalazioni di monossido di carbonio hanno quindi ucciso il 36enne, gravissima anche la sorella sottoposta a trattamento urgente questa notte nella camera iperbarica dell'ospedale di Partinico dove è stata trasferita. Alle mie spalle Villa Deodata, dove i 4 turisti tedeschi stavano trascorrendo appunto questi giorni di festa. Si avvicinavano ovviamente alla festa di Capodanno, poi l'incidente, le esalazioni del monossido di carbonio. All'ospedale di Partinico sono stati trasferiti e ricoverati anche i genitori di 62 e 63 anni della donna. Anche le loro condizioni vengono continuamente monitorate. A lanciare l'allarme sarebbe stato il 63enne che ha contattato il 118. Poi, in attesa dei soccorsi, è svenuto. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno constatato la presenza del gas nelle stanze. Nella villetta c'era anche una caldaia che però era funzionante e lontano dalle camere in cui sono state trovate la vittima e i feriti. Siamo tornati sui luoghi dello stupro avvenuto in centro a Catania qualche giorno fa sotto gli archi della Marina. Abbiamo ripercorso con Luca Ciliberti i momenti più drammatici vissuti dalla vittima, una donna dominicana. Il servizio. Qui siamo in piazza Alcalà, alle mie spalle il Duomo di Catania, l'Arcivescovado, questa è una fermata degli autobus, alle mie spalle ci sono anche le 2 pensiline, una delle 2 sarà servita da riparo alla donna, la 36enne dominicana, che è stata avvicinata e poi violentata dai 2 senza tetto. Tutto è partito da qua, era l'alba, erano più o meno le 5 del mattino, c'era molto freddo quel 23 dicembre. In piazza ci sono anche le telecamere di videosorveglianza, sono le immagini di queste telecamere, quelle visionate dagli investigatori per ricostruire la dinamica dello stupro. La donna avvicinata in una di queste 2 pensiline probabilmente ha creduto alle buone intenzioni di uno dei 2 uomini, il 39enne e di Augusta, e si è avvicinata a lui ed insieme hanno fatto questa strada per cercare riparo sotto gli archi della Marina che sono qui di fronte a noi. Salgono presumibilmente da questa aiuola, vedete il percorso è abbastanza agevole, semplice, e sotto questi archi si sarebbe consumata la violenza dapprima del 39enne e poi del 28enne di origini egiziane che era qui e ha assistito a tutta la scena. Quando i 2 uomini si sono addormentati, la donna è riuscita a scappare, rifacendo la strada che aveva percorso all'andata, quindi si è riavvicinata a Piazza Alcalà e cercando aiuto, il primo posto che ha trovato è quella pensilina della MTS che appunto esiste su Piazza Alcalà.
Ha tenuto il padre morto per oltre un anno in casa a Ventimiglia di Sicilia per incassare la pensione. A scoprire il corpo ormai mummificato del 92enne avvolto in un piumone sono stati i parenti che erano andati a trovarlo per le feste. Il figlio ha fatto perdere le proprie tracce. Maxi sequestro di bombe Sinner a Catania dal caratteristico colore arancione destinate alla fine dell'anno, ma come il tiro del campione di tennis il loro botto è micidiale. Roberta Lunghi. Pronti per essere venduti per strada e fatti esplodere durante la notte di Capodanno. 750 pericolosissimi ordigni artigianali ormai conosciuti come bombe Sinner sono però stati sequestrati dalla polizia a Catania. Fatte in casa in omaggio al campione di tennis dal colpo esplosivo, sono botti con un involucro di colore arancione, come i suoi capelli, e, dicono gli agenti, con una portata micidiale. In manette un 37enne e un 36enne, entrambi della provincia di Catania. Il carico più importante era nella loro auto, fermata per un controllo nella zona di Corso Indipendenza. Altre 110 bombe Sinner erano invece nell'abitazione di uno dei due, dove gli agenti hanno anche sequestrato una pistola, munizioni da guerra e materiale utilizzato per la produzione di ordigni esplosivi. Gli artificieri della questura hanno messo in sicurezza l'ingente quantitativo di materiale esplodente per poi essere distrutto. I due uomini sono stati portati in carcere in attesa del giudizio di convalida. La polizia negli ultimi mesi ha sequestrato altri esplosivi, sempre illegali e pericolosi, e in vista del Capodanno le azioni di contrasto alla vendita e alla custodia di fuochi senza licenza sono state ulteriormente rafforzate. Ed è tutto pronto per il Capodanno, che sarà trasmesso sulle reti Mediaset in diretta da Piazza Duomo a Catania. A condurre l'evento ci sarà Federica Panicucci, che oggi si è detta onorata, e Fabio Rovazzi, che ha già apprezzato il cibo siciliano. Desiree Ferlito. La prima cosa che noto su questo tavolo è l'elefante, che è un porc bonheur, poi ha la proposta dall'insù, quindi sono molto porta bene, vero? È iniziata con una battuta sull'Iocciu, la conferenza stampa con i conduttori del Capodanno Mediaset trasmesso domani in diretta da Piazza Duomo, che porterà fortuna alla conduttrice Federica Panicucci. Tantissime le news svelate dalla padrona di casa, che si dice onorata dell'affetto e del calore del pubblico siciliano. Grazie per il calore, l'affetto, devo dire che anche questa mattina uscire dall'albergo è stato impegnativo, perché ci sono tanti amici che vogliono incontrarmi e io sono veramente onorata e felice di essere in questa bellissima Sicilia, felice di essere nella bellissima Catania. Artisti per tutte le età, perché si sa, il Capodanno è per tutti e saranno in tantissimi gli spettatori che potranno ammirare la bellezza di una delle piazze più belle d'Italia, agghindata a festa per l'occasione. Quando Umberto Tozzi canterà Ti amo, o tu, voi capirete bene che, o quando Riccardo Fogli canterà Successi dei Pooh, voi capirete bene che a quel punto lì alziamo le braccia, cioè davvero, insomma, credo che ci sarà un enorme coinvolgimento anche dal punto di vista proprio della piazza, del cantare, e poi arriverà Gigi D'Alessio. Accanto alla Panicucci ci sarà Fabio Rovazzi in veste di co-conduttore, che ha svelato uno dei duetti più attesi. Alla domanda se canterà con Orietta Berti, dopo aver collaudato il sodalizio con la famosissima Mille, risponde seccamente, fugando ogni dubbio. Sì. Sì, no, ovviamente sì. Il cantautore in città da ieri sera ha già avuto modo di apprezzare le bontà della tavola siciliana, anche se manca l'appello all'arancino. Allora, ieri sera abbiamo mangiato uno spaghetto con riccio di mare pazzesco. L'arancino ancora mi manca, sono arrivato ieri. Sul piano della sicurezza sembra essere tutto sotto controllo. 7.600 persone in Piazza Duomo, 8.000 con 2 giganteschi maxi schermi a Piazza Università. Siamo abituati ad eventi molto importanti, prima fra tutti penso alla festa di Sant'Agata. E per chi festeggerà in piazza a Catania o altrove, gli esperti assicurano ci sarà il sole. Francesco Aloi. Il sole che riflette sulla neve dell'Etna. Qui, come in tutta la Sicilia, sarà un capodanno all'insegna del bel tempo. Gli esperti, infatti, escludono piogge e rassicurano tutti. Preparatevi a dare il benvenuto al 2025 baciati dal sole. Addirittura le temperature sulla fascia costiera dovrebbero oscillare attorno ai 18 gradi e c'è chi sta già preparando il costume per il tradizionale tuffo di San Silvestro. Salvi i concerti di Capodanno. La sera, con le temperature
temperature che scenderanno di qualche grado, saranno necessari sciarpe e cappelli, ma il cielo sarà stellato. Il brindisi in piazza quindi si potrà fare senza tenere l'ombrello in mano. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, eccoli gli effetti dell'anticiclone. Su questa immagine satellitare del CNR LAM, sulla Sicilia non ci sono nubi. Quella che salta all'occhio è la neve, su Etna e Nebrodi. E addirittura dal 4 gennaio le temperature dovrebbero salire ancora, superando anche i 20 gradi. Sarà la nuova estate siciliana. Chissà. Nonostante le accuse di falsa testimonianza, il vescovo di Piazza Armerina, Gisana e il suo vicario ieri hanno aperto l'anno giubilare, ma cresce il malcontento tra i fedeli. Gerry Italia. L'assenza delle istituzioni e tanti banchi vuoti in cattedrale. Si è aperto tra grandi imbarazzi l'anno giubilare a Piazza Armerina, la diocesi al centro delle polemiche per le accuse che investono i suoi vertici. Il vescovo Rosario Gisana, attualmente indagato per falsa testimonianza insieme al suo vice Vincenzo Murgano dopo la condanna per abusi su minori di Don Giuseppe Rugolo, ha ufficiato il giubileo ordinario dell'anno santo 2025, lanciando un messaggio che però non sembra aver raggiunto il cuore dei fedeli. Anche il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha lasciato quasi subito la cerimonia. E proprio su questa vicenda è tornato a farsi sentire il movimento Non accetto prediche da chi copre un abuso, che riunisce cattolici ferventi e cittadini delusi. Il movimento continua a chiedere con forza un passo indietro del vescovo Gisana e dei suoi collaboratori. La protesta è diretta anche contro l'indifferenza che, secondo il comitato, ha caratterizzato la diocesi durante tutto il processo. Né il vescovo né i suoi collaboratori avrebbero espresso vicinanza alle vittime di abusi, alimentando un clima di sfiducia nella comunità ecclesiale. Dal 1° gennaio Agrigento sarà capitale italiana della cultura, ma le polemiche che hanno accompagnato i mesi precedenti arrivano anche alla presentazione oggi del nuovo logo ufficiale. Davide Sardo. Ecco il logo di Agrigento, capitale della cultura, dedicato ai 4 elementi. Una presentazione in extremis a quasi 24 ore dal nuovo anno che catapulta Agrigento al centro dell'attenzione nazionale ed internazionale. Un percorso segnato da critiche e ritardi organizzativi, dubbi e riserve sulla capacità di accogliere e intrattenere i 3 milioni di visitatori stimati. Non bisogna pensare che tutto dovrà essere pronto e finito a dicembre del 2025, ma che il 2025 serva a lasciare poi in dono una struttura che possa dare servizi per gli anni successivi. Un cambio del logo ufficiale dopo che per oltre un anno è stato sbandierato un altro logo. Oggi si presenta il logo, si fa un punto su quello che è stato fatto fino ad oggi e su quelle che saranno le prossime iniziative, prima fra tutte la conferenza stampa di presentazione del programma al Ministero della Cultura il 14 gennaio col Ministro Giuli. Nelle polemiche si inserisce anche la provocazione al nostro TG di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, che ha proposto di affidare il comando centrale dell'evento a Roma anche a costo di essere sgarbati nei modi, perché non si può perdere questa occasione. Prossima tappa il 18 gennaio, il taglio del nastro ad Agrigento con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo per parlare della nuova coppia della scena politica De Luca Schifani e poi dello speciale del quotidiano La Sicilia. Tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio, si sta per chiudere un anno che si porta dietro tante luci ma forse più ombre di quelle che avremmo voluto. Ci ha raggiunto in studio il direttore del quotidiano La Sicilia, Antonello Piranio, a cui voglio chiedere... Buongiorno, grazie dell'invito e un saluto a chi ci ascolta da casa. Con quale occhi la Sicilia guarda al futuro? Ma gli occhi di un ottimismo necessario, perché deprimersi non aggiunge nulla, al contrario, e quindi l'ottimismo deve accompagnarci, un ottimismo ovviamente che è ragionato ed è un ottimismo che decliniamo all'interno del nostro inserto in edicola domani, il consueto numero Strenna, che mira a durare non un giorno ma a fare da apripista per un dibattito compiuto per più tempo attorno alle linee di sviluppo sociale, economico, politico della Sicilia. Quest'anno abbiamo scelto un tema ed è il motivo di ottimismo attorno al quale si può puntare, si può guardare. Mi parlavi degli occhi, dello sguardo. Lo sguardo è rivolto al mare. Noi troppo spesso ci dimentichiamo di essere la più grande isola del Mediterraneo, cioè di un pezzo di mondo che è assolutamente strategico, soprattutto oggi in questo mondo molto disordinato.
E quindi noi dobbiamo ricordarci di essere baricentrici rispetto a un'area, ripeto, importantissima, è la cerniera tra il Nord Europa e il Nord Africa. E quindi non è soltanto una questione che si risolve con migranti in più e in meno, ma attorno al Mediterraneo ruotano rotte commerciali importanti. Sotto il Mediterraneo c'è un intreccio di cavi che è un intreccio di futuro tecnologico, energetico, e quindi attorno al mare abbiamo chiesto a un po' di amici, abbiamo coniugato un alfabeto ideale, sì, da A di arte a Z di zattera. Da arte a zattera, passando da gusto, legalità, musica, c'è radici, un po' di tutto. C'è tutto, non possiamo ovviamente guardare tutte le voci. Mi colpisce, mi incuriosisce quella di Federica Pellegrini, che non è sulla nautica come ci si potrebbe aspettare, ma ha la voce Orizzonti. Orizzonti, lei è molto legata alla Sicilia, nel testo che ci ha inviato ricorda delle vacanze soprattutto nella Sicilia occidentale e dice una cosa molto bella: la Sicilia per me è nostalgia, emozione, meraviglia, suggestione. E lei ha un mal di Sicilia che racconta in questo suo testo, le dice mi tuffo e mi sento a casa. Si tuffa perché ovviamente se non si tuffa Federica Pellegrini non si può tuffare nessuno. E noi siamo invece pronti a tuffarci nel nuovo anno. Ringraziamo il direttore della Sicilia, Antonello Piranio, ricordando appunto che domani con il quotidiano lo speciale L'alfabeto possibile. Torniamo al nostro telegiornale con la politica. Da Banda Bassotti a padre nobile della politica nasce questa nuova coppia sulla scena politica tra il presidente della regione Schifani e il leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca. Sentiamo Francesco Triolo. Nessuno la definisce alleanza, ma il vestito sembra proprio essere quello ed è un abito che potrebbe cambiare la geografia e le dinamiche politiche siciliane. Cateno De Luca e Renato Schifani, detta a parole loro, ripartono insieme riprendendo il filo di un discorso avviato nel 2019 quando, ha ricordato il leader di Sud Chiama Nord, Schifani diede il suo assenso al cosiddetto patto della Madonnina che portò alla candidatura di Daphne Musolino nelle liste di Forza Italia per le europee e all'accordo sulla legge per il risanamento suggellato all'intervento di Silvio Berlusconi. Da Banda Bassotti, l'ultima descrizione deluchiana della maggioranza, oggi si è passati a Renato Schifani, definito da De Luca padre nobile della politica. Il presidente Schifani è stato accorto a quelle che sono le dinamiche del territorio e ha messo da parte quelli che sono i numeri muscolari della sua maggioranza, ci ha tentato all'inizio e ha capito che in quel Parlamento ci sono forze politiche che rappresentano realmente il territorio. Di conseguenza, come dico simpaticamente, è sceso dal piedistallo da presidente emerito del Senato e si è calato nei panni intanto da presidente della regione. E Schifani, in collegamento da Palermo, ha detto che con De Luca si riprende un percorso, dialogando e lavorando insieme, e più che padre nobile si sente padre di tutti i siciliani. Ponte e province, il terreno dove si giocherà l'alleanza e quello che per adesso è un sostegno esterno. Il 2025 sarà l'anno della definizione degli accordi futuri. Noi siamo uomini e donne di governo, d'altronde facciamo i sindaci e anche nell'ambito del Parlamento siciliano vogliamo creare le condizioni per governare. Completeremo questo mandato stando all'opposizione, su questo non ci sono dubbi perché la coerenza è proprio questo. La domanda è se sarà in quell'occasione che si celebrerà il fidanzamento politico tra centrodestra e Sud Chiama Nord. Pillole di prevenzione e la campagna avviata dall'Aspe Catania, che sarà l'argomento di Sicilia 24 Focus di oggi su Telecolor in onda alle 14:30 dopo il TG. Ospiti di Adelaide Barbagallo, i dottori Antonio Leonardo e Gabriele Giorgiani. Si parlerà fra l'altro di vaccinazione anti-influenzale. È consigliato in questo periodo vaccinarsi? Queste altre domande potrete rivolgerle agli esperti con un messaggio al 342 745 5005. La trasmissione potete seguirla anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare fra l'altro della notte di paura per i calciatori del Palermo. Siamo al calcio, notte di paura dopo la sconfitta al tombolato contro il Cittadella per i calciatori del Palermo che hanno subito un agguato da parte dei tifosi. Marco Gullà.
La sconfitta al tombolato contro il Cittadella, la crisi sempre più aperta e poi l'agguato dei tifosi nella notte. Una domenica bestiale per il Palermo Calcio, prima sconfitto in campionato dai veneti, poi nella notte l'assalto dei tifosi al pullman che trasportava parte della squadra di ritorno dalla trasferta veneta. Il mezzo è stato bloccato da un gruppo composto da un centinaio di tifosi all'altezza di Carini con lanci di petardi, fumogeni, pietre e bombe carta. L'autista del mezzo prontamente ha fatto rientro all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ed alcuni dei giocatori sono andati via in taxi tornando nelle proprie abitazioni avendo le macchine posteggiate nel centro sportivo di Torretta. Il Palermo Calcio in una nota esprime la sua amarezza per l'accaduto e condanna duramente l'episodio. Aria tesa in casa Palermo con una contestazione da parte ai tifosi rosareno iniziata già settimane fa. Sul campo il Palermo continua ad avere alti e bassi. Al tombolato la formazione di Dionisi era riuscita a pareggiare con Liunde, il gol del Cittadella con vita. Poi nel finale di match la rete di Masciangelo, Palermo sempre più in crisi, Dionisi inoltre a rischio esonero. La società sta valutando un cambio in panchina in occasione della mini sosta invernale. Anche oggi su Azione non siamo riusciti a far analizzare quello che abbiamo fatto e poi perderla su una rimessa laterale, un giocatore che parte, entra in area e calcia, è troppo semplice. Dobbiamo un po' scrollarci di dosso i fantasmi che abbiamo, le paure che abbiamo, perché i risultati ce li dobbiamo andare a prendere. Oggi purtroppo è arrivata una sconfitta brutta. Allenamento a porte aperte oggi per il Catania in vista della partita di Benevento. Ci sarà anche il nuovo dirigente Pastore. Sentiamo Marco Carli. Una fine d'anno fra i tifosi per vivere dell'entusiasmo e anche della responsabilità che accompagnano la maglia rossazzurra, consapevoli di dover salutare un 2024 sull'altalena con più bassi che alti, nonostante sia arrivato un trofeo storico, ma soprattutto sperando di poter salutare un 2025 che possa vedere gli etnei fra i protagonisti assoluti. La società prima del mercato ha ampliato il suo entourage dirigenziale con il nuovo collaboratore dell'area tecnica Ivano Pastore, pronto subito a dare il suo contributo al lavoro di Fagiano per le operazioni di gennaio e nel corso della settimana nel ruolo di raccordo fra società e squadra. Una fine d'anno che per il Catania ha vissuto sui 4 gol in 20 minuti messi a segno col Sorrento. Se sarà l'inizio di un cambio di rotta lo dirà il prossimo periodo con il mercato e tante sfide al vertice a partire da Benevento. Contro la prima della classe Farroni in porta con De Rose che sarà sicuro protagonista a centrocampo così come Inglese davanti. La partita è importante per il Catania ma anche per il Benevento che in casa viene da 2 punti nelle ultime 3 contro avversari comunque d'alta classifica. Il 2025 è alle porte e il primo ostacolo è di quelli duri, ma il Catania vuole crederci. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al Focus condotto oggi da Adolaide Barbagallo. Grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.